La rete antimafia di enti locali e regioni Avviso Pubblico ha presentato il suo rapporto Amministratori sotto tiro. La regione Veneto è la sesta regione in Italia, la seconda al nord, con 326 atti intimidatori registrati di minacce o violenza contro sindaci, assessori, consiglieri, amministratori regionali o dipendenti della pubblica amministrazione. 2 casi su 3 si sono verificati però al sud e sulle isole, in testa a Sicilia, stretto giro seguita da Campania, Puglia, Calabria. Il 18% degli episodi ha riguardato donne, amministratrici o dipendenti della pubblica amministrazione. I dati per il 2022 in Veneto, dopo un aumento durante la pandemia, segnano un calo, riallineandosi quindi ai dati pre-pandemia. Tuttavia ci raccontano la pervasività del fenomeno. Un'occasione importante per fare il punto su un tema molto importante su cui il Ministero dell'Interno è molto attivo, come pure è stato rappresentato, un confronto con un'associazione importante, Avviso Pubblico, anche sul confronto di dati rilevati in maniera difforme ma che portano ad una stessa conclusione, direi, quella insomma di avere sempre maggiore cura da parte dello Stato di quello che è il bisogno di sicurezza degli amministratori locali rispetto a delle tendenziali propensioni di certi territori a manifestare attraverso l'intimidazione quelle che invece dovrebbe canalizzarsi attraverso la legittima discussione politica, anche di confronto su idee diverse. Far emergere questa problematica e parlarne pubblicamente, a prescindere dai numeri assoluti, è importante in ogni contesto, anche in quelli che pensano di esserne immuni, spiega Paolo Galeano, sindaco di Preganziole e coordinatore regionale di Avviso Pubblico in Veneto. Nonostante la riduzione sensibile dei casi segnalati e denunciati, fare l'amministratore in Italia è ancora una cosa pericolosa, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e delle regioni a tradizionale presenza mafiosa. C'è ancora una cifra altissima di casi non denunciati, c'è una concomitanza molto forte con le situazioni di comuni sciolti, ritorna la violenza con amministratori bastonati, colpiti, minacciati con colpi di proiettili. È una situazione molto grave che oggi alla presenza del Ministro Piantedosi abbiamo cercato di rappresentare con l'idea che bisogna continuare a investire, accendere la luce su queste situazioni e sostenere anche psicologicamente gli amministratori del nostro Paese.